Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Ancora cronaca, oltre 300 kg di cocaina purissima intercettati dai finanzieri nel porto di Gioia Tauro, valore della droga sequestrata 65 milioni di euro, la polvere bianca in un container proveniente da Seattle. Vediamo. Ancora un maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Questa volta la polvere bianca era in un container partito da Seattle negli Stati Uniti con transito a Panama e destinazione finale ad Ancona. Ecco i finanzieri di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre aprono il container sospetto, individuato grazie a sofisticate apparecchiature scanner. Il fiuto del cane antidroga conferma che oltre alla merce dichiarata c'è dell'altro e così, nascosti tra fogli di plastica e rulli, vengono rinvenuti 8 borsoni contenenti 271 panetti di cocaina purissima pari a 308 kg. La droga sequestrata, una volta tagliata e messa in commercio, avrebbe fruttato ben 65 milioni di euro. Anche in questo caso il sistema utilizzato dai trafficanti è stato quello del rip-off, che consiste nel riporre immediatamente dietro i portelloni dei container borsoni o trolley da viaggio contenenti panetti di coca, che così possono essere agevolmente prelevati dai trafficanti durante la sosta delle merci. Questa volta però il carico è stato intercettato dalle fiamme gialle. Si susseguono dunque i sequestri di polvere bianca nel porto di Gioia Tauro. Massima attenzione da parte dei finanzieri e della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. L'attività ha consentito di sequestrare nel corso dell'anno ben 2000 kg di cocaina purissima, oltre 1000 solo negli ultimi 2 mesi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!